e il trillo magico dei mandolini mi giunge al cuore. Un sogno torna più s'avvicina, tu smonti e balli che ritorni a me. Stasera Napoli mi fa commuovere con la sua musica. Stasera in estasi torno a Posillipo sul mar che luccica. Dagli occhi lucidi spunta una lacrima più malinconica che torno a leggere a quale spasimo quella tua lettera. Stasera Napoli mi fa commuovere e penso a te. Chissà in quest'attimo tu dove stai, tu cosa fai? Chissà se all'angolo di qualche via ti perdi ancora. Ti dissi torno, mai più tornai, pensai redimerti ma un sogno fu. Stasera Napoli mi fa commuovere con la sua musica. Stasera in estasi torno a Posillipo sul mar che luccica. Dagli occhi lucidi spunta una lacrima più malinconica che torno a leggere a quale spasimo quella tua lettera. Allora, buonasera e benvenuti a questa seconda puntata di questa posteggia particolare stasera con un po' di leggero ritardo dovuto all'immenso traffico dovuto al rientro dei tanti villeggianti. Si è tornati ormai allo stress del traffico ed eccoci qua però con tutta la volontà, unitamente al grande maestro Lello Manna che vedevo già inquadrato, e diamo il benvenuto con l'applauso che voi dall'altra parte sicuramente state già facendo. Bene, anche da parte mia una buona serata a tutti quanti voi. È sempre un piacere ritrovarci qui, unitamente sulla mia sinistra alla tastiera il maestro Gianni Caputo. L'amico. Vabbè, il maestro Gianni Caputo, l'amico nostro, carissimo, quale direttore di questa splendida radio. Il maestro ne abbiamo uno e credo che sia veramente grande. Vabbè, è diverso il discorso, d'accordo, allora mi devo comportare diversamente, ok, va bene. Allora al nostro carissimo amico Gianni, ok, che giustamente quale direttore di questa emittente io non è che potevo portare qualcun altro a suonare qua, visto che lei giustamente mastica bene la musica, e quindi io mi avvalgo gentilmente con il suo piacere come direttore, mi avvalgo della sua presenza e del suo accompagnamento. Niente, voglio salutarvi a tutti quanti voi con un abbraccio circolare. Siamo qui di nuovo con la posteggia. Ci dovete scusare se noi lunedì sera è andato la replica, non c'eravamo per ragioni di lavoro, però è una promessa che facciamo che ogni lunedì, giusto Gianni? Noi facciamo tutto quello che possiamo rimanendo nei limiti e nella parola data, quindi in un modo o nell'altro quando avremo la possibilità noi siamo sempre presenti. Per non essere presenti dobbiamo essere solo impossibilitati, Vabbè, per un motivo o per un altro. E allora astratto, quando si può si fa la posteggia, quando non si può non si può. Ovviamente il lunedì è dato per dato e fermo, ovviamente come è successo l'altra volta la cosa è una via del tutto funzionale, però non è che succederà spesso. No, va bene così. Niente, allora dobbiamo fare una domanda che la domanda è duopo, come si dice nel gergo, anche per i giovani che ci stanno guardando e si affacciano alla canzone classica napoletana. Dobbiamo dare questa spiegazione della posteggia. Certamente, allora io innanzitutto per i giovani quella che vorrei dire a tutti quanti che si affacciano all'arte, alla canzone, al teatro e a tutto quant'altro che allora dovete sapere che la posteggia risale nel 1800. Posteggia, la parola posteggia significa trovare il posto, perché prima si riunivano 2 o 3 suonatori e trovavano il posto dove mettersi a suonare
per fare la posteggia, era composta da 2 o 3 che suonavano e uno che cantava. Come oggi si dice che gli artisti di strada all'epoca si chiamava la posteggia. Quindi ai giovani d'oggi la posteggia significa appustiare, alla fidanzata. Quindi la posteggia deriva dalla parola il posto dove mettersi a cantare in mezzo alla strada. Quindi risale nel 1800, prima che della guerra, prima di tante cose. Certo. E niente, noi cerchiamo adesso portarla avanti nei miglior dei modi e regalarvi un po' di emozione. La posteggia si può fare con la chitarra, con il mandolino, con il violino. Purtroppo qua siamo negli studi, abbiamo l'amico Gianni, il direttore della RAI, che mi accompagnerà stasera con la tastiera. Alcuni pezzi che hanno fatto storie. Un purpurì, Un potpourri, sì. regalandovi un facendo po'. una cosa così cotta e mangiata con gli amici, facendo un discorso proprio veramente di salottino, ecco, più che altro musicale, sperando di farne veramente Una cosa diversa di per tanto. di Allora iniziamo a Va fare bene. cosa possiamo iniziare? Allora, dedicato a tutti quanti voi del pubblico di Radio SMAB, questo grande capolavoro, questa canzone che veramente ha girato tutto il mondo e non poteva mancare nel mio repertorio di stasera, incominciare con questa qua, anche perché io sono, diciamo, un rappresentante di queste belle opere del passato e ve li propongo così in una mia modesta interpretazione. Vediamo un po' se ve la ricordate. Oggi soltanto all'ete, che quasi quasi mi mettesse a chiedere per sta felicità. E io vero non io vero, che sono tornato a Napoli, io vero che sto qua. Il treno stava ancora in da stazione, quando la gente si prima mandolina, che se ho preso da sole, che se ho preso da mare, che se ho preso a tutte parole, so dolce e so amare, so sempre parole d'amore. E questa era O Paese Rosone. Noi abbiamo intervistato senza neanche provare, lo dobbiamo dire, perché non era neanche nella... Sì, abbiamo portato così, tanto per. Sì, che abbiamo... Allora, dimmi Gianni. Allora, noi per quanto riguarda la canzone antologica napoletana, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, ci sono state questa settimana degli aneddoti che sono accaduti, perché noi dobbiamo riportare pure un po' di quello che dicono i giornali. Certamente. Di un sindaco di Castelvolturno che un po' ha attaccato e ha negato l'uso, cioè l'esibizione dei neomelodici. Io credo sempre che la neomelodia sia qualcosa non sempre di trash. C'è anche la neomelodia che rispecchia addirittura dei caratteri come fanno alcuni artisti, come la porta avanti il Gragnaniello e quant'altri. Non bisogna fare di tutto un erbo un fascio. Tu che ne pensi di questa? Allora, io innanzitutto che ho qualche anno in più ai giovani che ho maturato la mia esperienza, vorrei ringraziare a tutti i neomelodici e tutti i giovani che oggi portano avanti la canzone della nostra bella Napoli, la cultura dell'arte napoletana. Allora, li voglio ringraziare di vero cuore a questi giovani, perché i neomelodici sono quelli là che hanno preso l'arte
dell'epoca e oggi la stanno portando avanti. Quindi ecco perché la parola neomelodico vuol dire che i giovani vanno a rispolverare l'arte del passato e l'aggiornano ai tempi d'oggi. Questo è il significato della parola neomelodico. Quindi bisogna apprezzarli, bisogna elogiarli, questi ragazzi giovani che fanno i Quindi cantanti. condanniamo l'affermazione che ha fatto il sindaco di Castelvolturno. Ma io diciamo non voglio scendere in polemiche, la parola No, condannare, stiamo- condannare è un suo punto di vista. Evidentemente si deve aggiornare un po' sul quello i significati di quando si usano dei termini artistici, si deve aggiornare, deve fare un corso di aggiornamento sul significato di alcune parole, perché ognuno parla la parola melodica, un'altra parola accanto alla parola là, quindi non sanno il vero significato. Lo assolviamo, ma non per quello che è umanamente. Però, signor sindaco, ex diceva, no? Ex sindaco di Castelvolturno, deve fare un corso di aggiornamento su diciamo, L'etimologia della parola. dell'etimologia della parola. Qua non si discuta come uomo o come... Si deve fare solo un aggiornamento di quello che è il vero significato della parola neomelodico. Neomelodico significa i giovani che rispolverano l'arte vecchia napoletana e la portano oggi, la portano avanti. Grazie anche ai giovani d'oggi che si affacciano e già quelli che sono già affermati. Grazie a voi che portate ancora avanti l'arte della nostra bella Napoli, che è cultura e storia. E adesso con un po' di quella grande poesia di Antonio De Curtis, Sì, sì, dobbiamo a proposito proprio di arte sì. e di antologia. Allora, da premettere una cosa, che la canzone Mala Femmina, che scrissi il grande Antonio De Curtis in arte Totò, tutti quanti, magari la gente sa che lui questa canzone la scrissi per Silvana Pampanini, mentre che non è così. Chi non sta informato, lo voglio dire anche ai giovani che ancora si devono mettere a studiare su queste cose, ma lo faranno senz'altro. Allora, lui l'ha scrissa per sua moglie Diana, perché lei non aveva mantenuto il patto, che si erano separati in casa, che dovevano aspettare che la figlia faceva 18 anni e poi si lasciavano. Niente, fecero un patto, noi siamo separati in casa fin quando la figlia non arriverà a 18 anni. Invece la moglie Diana lo lasciò prima e lui gli scrisse questa canzone, Mala Femmina, e gliela dedicò alla moglie Diana. Ecco, questo è un po' di cui io mi sono preso anche l'onere di scrivere la sceneggiata che ho rappresentato 2 anni fa, perché era l'anniversario della sua scomparsa di Antonio De Curtis in arte Totò. La canzone Mala Femmina di cui io feci la sceneggiata, unitamente fu scritta da me e dalla grande artista Anna Valente, e noi due che portiamo avanti la sceneggiata, e quindi fu un grosso successo. Figuratevi, io ho preso la canzone Mala Femmina, ho fatto la sceneggiata, che è un film veramente, la gente è rimasta strepitosa, ovunque io l'ho portato. Allora, vediamo un pochettino, facciamola ricordare questa canzone, dai. Si avesse fatta nata quello che hai fatto a me, stomma t'avesse accesa e vuoi sapere perché in coppa a terra femmine come a te non c'è ne stava mamma onesta come a me. Femmine, tu sei una mala femmina che suo ti ha fatto chiagnere lacrime infamità. Femmina, su pagina vipere
m'è incatenata st'anima, non posso più cambiare. Femmina, si dolce come lo zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sei la più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare, no, non ti posso scordare, non ti posso scordare. E quindi questa era un poco per ricordare questa splendida canzone, anche citando solo il titolo, va bene? Deve suonare nelle orecchie delle persone perché bisogna portare sempre avanti. Un momento solo. Che è? Gianni, che è successo? Buonasera. Oh! Piacere, Abbiamo piacere. un'infiltrata. Piacere. Buonasera, Ma che che- infiltrata? Avete Ma che detto- sorpresa! Grazie. Avete detto che dove c'è posto là ci si deve fermare? Certo. E oggi ho visto un po' che spazio mi ha Queste giambezzata. razze- Buonasera. Che razza di posteggiasse? Ma che razze posteggiate? Tutto a posto, maestro? Sì, buonasera, buonasera, la Lei grande Anna artista. Non dire chi sono. No, lo devo dire, Anna No. Valente, Anna Valente. Fa Lo un ripeto, caldo. Anna Valente, Anna Valente. Hanno capito? Che si dice tutto a posto? Tutto bene, A tutto lei maestro tutto a benissimo. posto? La vedo un po' preoccupato, non si Non preoccupi. sono preoccupato, non sono Perché che è preoccupato, è successo? la giornata molto piena, però sono, No maestro, perché lei qua si lascia una casa. il caldo, Ah, questo non parliamo. quello incessante. Sì, Sì, è proprio, però, è proprio ingessante. però Gianni, non possiamo non fare qualcosa per Momento, maestro! la stessa signora C'ho un Anna po' di Valente. bronchite che è venuta appresso a me. È il calore, è caldo, E è caldo. maestro, che mi puoi dire? Che ti posso dire? Quello No, che- ma così dico, che mi puoi dire qua? Ah, che ti posso dire qua? Scusate, Che mi ti improvvisate posso dire perché qua? hanno la sono le cose posteggia. più belle, La dai, posteggia è dove si Non entra sappiamo neanche la e io post- agio tra Non sappiamo neanche la tonalità qual è. Allora noi adesso cerchiamo di... E che facciamo, le prove in diretta? Sì, facciamo le prove in diretta. No, perché la questo cosa me l'ha è già, bella me l'ha già così. ricordato. Allora, vediamo un po'. E vediamo un po', maestro. No, maestro, le canzoni mosce no, perché a me non mi piacciono. No, stavo cercando di In fare un ipocrisia. capisce Ipocrisia. No, è troppo mosce, mi scoccio mo. tamburiata lì, Tamburiata nera, maestro, è come vedo lo faccio. Allora, siamo arrivati a- Sì, il re lo facciamo un pochettino. Allora, vediamo un po'. Ma com'è? Lei va in giro per la città senza la tambura? E tengo un taglio perché faceva capra. Ah, non si ecco. preoccupi. Questa è la prima uscita. Maestro! Io non capisco che vota. Che vera è che la casa vera. Non si crede, non si crede. È nata una creatura. È nata nera. Io mamma chiama gira. Ah sì signore, dammi in giro. Fate passare. Se vota gira se gira e vota se va trovando mo chi è stata da cui tu buono tira chi lo vuoi a nira nira Nera con macchie. no maestro ma prima da pigliare appartamento Vabbè, ma una e parola vedi posso che dire, c'è un po' di non bronchite fai anche la mossa vai oh comare e chi sta a fare si fatto non zorrare e se ne vede una migliare e vado a bassa sola e una guardata La femmina. è rimasta sotto un botto impressionata se è una pressione se e vado a girare se va trovando una moglie estate che tu buono dire Bene. chi lo ninna è nira come te e allora tanto per scaffare un po' la cardarella mi sono venuta a fare una facciatella poi dopo metti in moto alta il canzoncella E poi facciamo una passatella. e facciamo una passatella. Brindisi Va bene? alla salute. Alla mimosa mia che sei sposata. Con permesso vi lascio la posteggia perché non c'è posto qua per me. A dopo. C'è sempre posto. sempre posto, L'aspettiamo. c'è sempre posto. Non se ne vada, non se ne No, vada. no. Allora, vediamo un po'. Vediamo eventualmente tornare un poco
dall'antologia antologia, Certo. un po' più remota a quella un po' medio remota, ricordando il carissimo compianto Mauro Caputo. Ah sì, è stato un grande artista e le sue canzoni rimarranno nella storia nei secoli dei secoli. Certo, perché hanno Niente, accompagnato. lo vogliamo ricordare con... Sì, Come la prima sera parlami e dicami va bene, giurala, non ce la lasciamo più, ma se non mi fa più soffrire. Stasera più dolce di braccia da stregna e basa che sa bocca da voglia. Non sento che mo sono felice per te, si va a me sarà per sempre. Tutto quello che hai fatto tu a me, che stasera mi voglio scordare, sento già in di pena che si ne frega che non può morire e s'amore mi può far impazzire. Tutta vita così abbracciata con te si potesse fare questo momento, ma volesse dormire insieme a te, in braccio a te e per te vorrei per sempre. questo è un assaggino fatto così sempre, cioè, per tanto ricordarlo, per ricordare, senza prove, senza niente, perché lo voglio ricordare, noi di prove non conosciamo neanche l'esistenza. Noi siamo incontrati stasera, sapevamo che dovevamo fare questa cosa. Vabbè, abbiamo un coraggio spietato perché queste cose non si E fanno. vediamo quello che succede. Queste cose non si fanno, però noi abbiamo anche questo coraggio. Sì, noi dobbiamo avere questo coraggio certo, perché dobbiamo vedere la diretta, quello che succede, rendere partecipi loro quello che è il momento. Certamente. La suspense. Sì, sì, E che la succederà critica, adesso? anche la Ma critica, quello sì, anche quello- per avere la critica, giustamente perché il pubblico sa. Senti Gianni, che c'è in comune, che ha in comune tra il cognome Mauro Caputo e Gianni Caputo? Dai, No. scusami se io... No, non è. A me mi confondono sempre, avendo lo stesso nome e cognome del figlio, mi confondono sempre per il figlio. Ah, di cui mandiamo un salutone Sì. forte forte a Gianni Caputo, Gianni Caputo, figlio di il Mauro, figlio. del compiante Mauro Caputo. Gianni, un grande artista anche lui. Io colgo l'occasione di mandare un saluto a lui, unitamente alla sua rispettiva famiglia. Ciao Gianni, un bacione, ti voglio bene. Allora, da artisti che hanno fatto veramente la storia della canzone napoletana, passiamo a un altro artista che per una canzone molto famosa, che faremo anche un assaggino di questa, di un Ima ricordi te. Noi portiamo avanti le canzoni, Sì, sì, le sì. canzoni, ricordando le canzoni. Ricordiamo un po' Antonello Rondi pure, ci troviamo. Certamente, il grande Antonello Grande, Rondi, così facciamo il grande Antonello Rondi. un assaggino. Siamo a rappresentare a loro stasera, giustamente, Certo, no? certo. Come, diciamo così, come i giovani domani rappresenteranno noi, giusto? Ed è giustissimo, sperando che lo facciano in modo Sì, ma io penso veramente proprio di sì, con questa meticoloso. tecnologia che sono più avanzati. Sì, sì, con la tecnologia, con la bravura, con l'intelligenza, perché adesso ci sono gli estrogeni, quindi con gli estrogeni... Va allora, bene, vediamo un po' se ve la ricordate. Questa canzone ha fatto innamorare a una generazione intera. Io ma ricordate quando sto vicino al mare, quando l'onda piano piano
basatine e poi scompare e poi torna a Savasà io mi ricordo di te Lucia Axil Gianna Marci stasì io mi ricordi te quando sole è penetrante e mi trova per campagna senta dura da salute senta vita gioventù io mi ricordo di te Lucia Lucia e mo perché non dice ancora sì. Ecco, questo sono, diciamo, entriamo nel crudo delle cose con tonalità a come viene, da pane e puparuolo. Così, Quindi belle, così, l'importante è però- che si trasmette, va? Sì, Ok. dovrebbero fare così molte emittenti Certo, nazionali, certo. invece di fare tutte Magari- quelle settimane e settimane, Bravo, però chiunque dopo magari, settimane e magari settimane, gli però- artisti tenessero questo coraggio e si fa accompagnare da Gianni Caputo che è uno genuino, che è uno che gli piacciono le cose mangiare, così improvvisate sì, come bene, bene. e mi ha trascinato in questa Ho detto, avventura avventura, e giochiamo io un con po'. sommo piacere, Sì. con sommo piacere Gianni. Questo è anche giocare Certo, in modo certo. con la musica, con, Certo, ed è una certo, cosa. certo. Ok, senza preparazione è bello anche così. Il Va bene. regista lo vedo molto serio stasera, è molto impegnato. Voglio- Cleo Verdicchio. un attimo solo. Che c'è? Che è successo? Che è successo? Che è successo? Niente di che. Come? Vediamo, Gianni, vediamo. attenzione perché abbiamo di nuovo Sto la venendo. grande artista Anna Valente. Vediamo un pochettino. Vai, è andata a casa e è tornata. Ah, sì. Noi siamo, Riuscimo l'uomo grande a un dato ma noi siamo sempre qua. Maestro, siamo sempre quelli di prima. Ma vi vedo un po' sfassati con la memoria, un po' giù. Che è successo qualcosa? E mentre tu sei andata a casa, noi abbiamo fatto un po' di No, vi vedo cose a proprio. testa. Ma pure il regista. Ciao Cleo, su con la vita, non ti Si è fatto preoccupare. prendere dal Tutti caldo. abbiamo i problemi. Si è emozionato, si è Abbiamo una emozionato. cosa in comune. Un giorno Allora, ciao parleremo. Cleo. Ma Tu sì, che Buonasera, buonasera. Sì, stammi tu facciamo sì. dare, non manchi. Così bisogna essere. Sto impegnato. Sì, tu si impegna. sì, Importante. c'è da impegna. lavorare però, Lui è C'è da l'uomo dei lavorare. L'uomo dei bottoni. Lui è l'uomo del bottone. L'uomo del bottone. E che significa? mo? Lipigia. Ah, io avevo capito. Cioè, dire al... Lipigia. Io avevo capito un'altra Lipigia. cosa. No, maestra, mi piace farvi compagnia. Vorrei ascoltare una canzone qua. Va bene. Per va esempio? bene, va bene. E non lo so. Che fai? Non lo so. Voglio ascoltarti. No, io veramente volevo sentire qualcosa. No, io veramente se potevo perdere un po' di tempo, credimi. Ah, per E pariare, perciò- per pariare. Per giocare un poco, Ecco, sono 45 ecco. anni che si canta, ha detto no, Niente. mo devo andare là, Allora, devo divertire un attimo po'. solo, Sì. visto che giustamente ci hai dato l'onore e il piacere L'onore è di stare con noi qui stasera, colgo l'occasione, unitamente Certo, ma all'amico ci Gianni, mancherebbe, con mio piacere. ci di mancherebbe parlare un dubbio. po' della sceneggiata. Ah, Di parlare Come un po'. lui parla, a te ti fa piacere, io già spiego. No, è proprio poi in virtù perché sei qua stasera. il fulcro. Io sono proprio il fulcro della Il sceneggiata. gilissesso, il Il gilissesso. fulcro. Fulcro. What's? Ja. Jawohl. Ne abbiamo parlato, Allora, caso no, cose Brogli nostre, di questo cose disco, ok. Niente, noi debutteremo di nuovo il 28 dicembre al Teatro Italia con il grosso capolavoro
nuova versione, Lacrima Napolitana. 28 dicembre, Teatro Italia. Mi Hai raccomando, detto poco, hai detto poco. perché nuova versione? Perché non è sempre lo stesso, è un altro modo. Sapete come? Non mi mantenere. Allora, es, poi c'è ancora quell'altro, i combriacamente. Il malamento. Il stesso malamente. Sì. Agitis, es, Sei chillata, la chiamate chillata. ho detto chillata. O malamente. Sviglicoloro, malamente si dice. Ciao Cleo! Oh, malamente. Allora, Eccolo io là. vi lascio... Voi non lo vedete, però c'è. No, purtroppo c'è. Cioè, nel senso, sì, ci sta. E allora io vi lascio, mi metto lì, mi fumo una sigaretta, tanto, e mi gusto un po' voi. No, io accanto a Miss Faster voglio fare la Rosanna Schiaffini, la presentatrice. Va bene, maestro? Maestro, ma che stai pregando? Come vuole, come sì. vuole. Noi È stiamo sempre qua. un piacere, già la tua presenza dice tutto. Come, E avrei come serata cantante tutti e quanti come Enrico. Va bene. Poi verrà la tua serata che Che. devi dire Tra poco, con la tua voce. sposti un attimino perché Prego, lo spazio è poco. prego. Fra poco. E perché fa caldo? Niente, e questa è una sceneggiata che andremo a fare a dicembre, il 28 dicembre al Teatro Italia di Acera, poi andremo a Lecce, Palermo, quindi ci sono già delle date. Già la prima data ve la potete segnare voi del pubblico a casa, e le settimane di Natale, cioè da Natale a Capodanno. È il sabato, quindi è il 28, e quindi potete, quella serata là potete uscire e potete venire al teatro, già ve la potete segnare, perché già stiamo formando il cast, stiamo scrivendo il copione, perché la canzone è storica, Lacrima Napolitana, e tutte le sceneggiate di cui abbiamo fatto precedentemente, I figli su piezze cor, No Pontite innamorate, insomma abbiamo abbracciato un po' tante di quelle canzoni. Allora io che faccio? Io unitamente con l'ausilio e l'aiuto di Anna, prendiamo la canzone, ok? E inventiamo il copione da capo, nulla da togliere a quello che hanno fatto i nostri predecessori, e lo portiamo un poco a giorni d'oggi, alla vita attuale, alle cose che succedono anche nello mondo sociale. Quindi ci pregiamo l'onere e l'onore di che purtroppo io sono anni che ho lavorato con i grandi scrittori delle sceneggiate, e mi hanno insegnato. E oggi, oggi già da 20 anni io scrivo i copioni, e quindi rispolverando sempre, però restando sempre nel tema di quella che è la statuto della canzone. Ovviamente non poteva essere altrimenti, conoscendo il tuo stato proprio, quello professionale, la tua etimologia musicale. Allora, stiamo facendo un po' di una passerella riconoscimenti proprio per tutti gli artisti. Stavolta è il turno del grande maestro Enzo Di Domenico. Dovremmo anche anche al maestro Enzo Di Domenico, di cui mandiamo un salutone forte che ci sta seguendo. Buonasera maestro, a presto, ok? Niente. Un po' di dolce vita, come si delinea? No, io poi magari vedremo. Un po' quella canzone del maestro Di Domenico che Paura? Che ha fatto mettere paura un po' al mondo intero, Va bene. regalandogli tanta amore e tanto bene, con questo grande, splendido Allora, canto. un po' di paura, D'amore, un po' di paura e d'amore, un tremore d'amore. Che bello l'amore tremante, l'amore che... Io non ci credo a tutti sti buci che mi sai dire, però mi fa piacere di sentire, perché mi parla, perché mi guarda, e che tutta verità mi fai capire.
tanta voglia e mi mette paura che succhio lucenda s'assangano in me. Non ti cerca e con mille pensieri ti va che cercano tra mamma per te. Paura, se tu che mi fai paura, sciatanami in tuo cuore notarina, che si fa più bene se stai lontano a me. Non ti voglio e mi mette paura, che amore d'amore, che amore per te. Grandissimo, grandissimo pezzo. Applausi! Mi siete addormentati tutti qui, da caldo. Stanno ascoltando tutto bene. Signore, sono tutti per cercare di... Nella curiosità dice ma che stanno combinando stasera, che stanno combinando, ma che trasmissione stanno facendo? Sempre grazie al padrone di casa e con l'ausilio del direttore della radio che stiamo combinando un bel luogo. Stiamo facendo un po' di dirette, quelle là proprio Ok, Gianni, come viene, volevo come viene. io Ci stiamo divertendo più che altro. volevo fare un appello. Noi possiamo fare. Aiutami anche tu, io inizio il discorso e tu mi fermi e vedrai anche tu, risponderai anche tu. Mi rispondi come la pensi anche tu, bella spassionatamente, Ovviamente. perché tu sei una persona che parli diretto, senza questo sviolinare, questo come questo me. devo Io sono, quando parlo sono diretto, una cosa che tengo da dire io la dico, sempre in modo democratico, ragionevole a tutti quanti. Niente, inerente a Radio Smart, Sì. ok? Ma come mai tutti gli artisti, colleghi e colleghe, che vengono trasmessi da questa grossa Radio Smart, perché è diventata mondiale, ok? Rubergi, arrivano le chiamate Rubergi Sì, da sì. tutte Ed è vero, da tutti i ed è mondi. vero. Grazie a Cleo, al proprietario, grazie anche a te che i palinsesti, la tua direzione e anche sei bravo anche come tecnico Cerchiamo di dare il nostro dell'informazione. Ok, ma come mai, colleghi, ma nessuno di voi si piglia poco un pregio di quando alle 15 di pomeriggio va in onda la trasmissione, almeno di dire buongiorno, sto in ascolto, mi piace che state passando le mie canzoni perché Radio Smart è una famiglia, Allora, non succede questo, che ognuno aiuta, noi se non posso parlare, se non posso fare la pubblicità, scusami Gianni, perdonami, poi ti lascio tutto il tempo con voi. Noi grazie al radio faticammo, grazie alla pubblicità, e se non ce li sappiamo coltivare, chissà ci pigliano a causa in culo, ci lasciano fuori. È inutile che facciamo il lecca a lecca, oh, ciao Gianni, papaccio, ciao, ok? Dobbiamo essere compatti tutti quanti, ringraziare il Radio Smart, che ci mette un sacco, saluto, denaro e tempo, per noi artisti. Questo è il mio pensiero, ok? E oggi c'è Radio Smart, io lo faccio con Radio Smart. All'epoca c'era un'altra radio, lo facevo un'altra radio, vado in televisione, quindi grazie a loro, che noi non facciamo niente in NASA, che loro non sanno a cadrete che si muovono a sudare, a lavorare, almeno quando fanno le trasmissioni con le nostre canzoni, diremo almeno grazie Cleo, un bacione, un abbraccio. Questo volevo dire, non so che tu come... no, tu hai toccato un tasto dolente perché avrei tante cose da dire. Innanzitutto quando si fanno le cose per bene, Ed è per allora ovviamente non a tutti fa piacere, perché adesso non voglio entrare nei luoghi comuni, No, però ma... l'invidia, la gelosia di chi fa qualcosa
Da questo risultato perché? Perché ormai siamo in una giungla telematica. La giungla telematica è chi adesso prende il proprio telefonino, lo poggia su un leggio, un qualcosa, su un'asta, e dalla sera alla mattina questa è Radio Friariello, per dire. Sì. Allora, così facendo, che cosa succede? Succede che si crea innanzitutto una giungla. Il discorso delle reazioni in virtù allo spessore delle cose che si fanno a Radio Smav, ovviamente a qualcuno non va bene. Sì, ma non deve essere nemmeno passato, pongo paradiso. Io sto parlando dei colleghi, io parlo di colleghi e delle colleghe, perché io lavoro molto anche a Palermo. E quando la televisione di Palermo, c'è un amico caro delle sue televisioni, Silvio Rocco, di cui io mando anche un saluto a lui, mando un saluto a tutta Palermo e a Pino Marano unitamente alla sua rispettiva. Ciao Pino, a te e tutta la tua famiglia. E quando mandi delle trasmissioni delle mie canzoni, che io sono stato nella televisione lì, e lui manda, io lo chiamo, gli dico grazie che ti sei ricordato, ti ricorderai, e che il pubblico tu ci rinnoverai sempre, fai ricordare anche al pubblico. E io come artista mi correrò, ma sta trasmettendo la mia canzone, ma chi è? Silvio Rocco, ciao Silvio, buonasera, anche in privato. E se stai in diretta io dico grazie, sono Lello Manna, non mi vergogno. Alla fine ci guardano, noi lo sappiamo, nei sistemi per guardarci e non farcelo sapere, ma ci guardano. Lo so, è per questo che che ho fatto questo appello. Non lo ammettono, saliamo un po' come quando il Dino D'Angelo la prima maniera, tutti lo criticavano, ognuno aveva un disco in macchina però, ecco la cassetta in macchina. Ecco. Ma io se sono Lello Manna non devo dire io sono. Direttore generale! Giusci! Allora, un artista non deve dire io sono, lo devono dire gli altri. Ecco, bravo. È chiaro? Perché quando una persona dice io sono, non lo è più, lo devono dire gli altri. E allora, ragazzi, colleghi, colleghe, quando Radio Smav ci regala la trasmissione con le nostre canzoni, almeno... Ciao Radio Smav, sono Lello Manna, grazie, mi fa piacere che il pubblico sta ascoltando attraverso almeno questo, ma niente, poi per l'amor di Dio è stato un mio pensiero simpatico e l'ho detto di vero cuore, senza polemizzare, senza polemizzare, anzi io vi chiedo proprio a intervenire nelle trasmissioni quanto sanno le nostre canzoni. È chiaro? E perché no? Anche negli altri programmi. Salutare Radio Smav. È bello. Ok. Proseguiamo con la musica. Un accennino. Accendino? Un accennino. Vuoi l'accendino? Un attimo solo. Sì. Pensavo che voleva Se l'accendino. cortesemente brusciammici un poco così, più all'improvviso ancora. Vediamo. Stringi d'abbraccio a me come una volta, parlami solo e bene per tutta la vita, sì pure ma fai male, vuoi capire, che non ti voglio perdere per non morire. Amore amare, quando amarai non vas, ma pugno cuore, dammi una goccia me la si mi può uccidere, amore amare. Ecco, un po' di questa cappella giustamente, perché poi sopra per vedere amore amare.
questa canzone, poi c'è Amario Bene. Sì. Infatti io stavo accennando l'altra che avevo qua in lista, però poi ho visto che era comunque un'altra. l'amore, amare o non amare, è sempre bello. Finché certo. si ama e ci si vuole bene e ci si rispetta. Ok, Allora vogliamo fare un po' di Amario Bene? facciamo un po' di Amario Bene, ecco qua, andiamo subito alla tonalità. Allora, Amario Bene. Volevo mandare, cioè voglio mandare un saluto alla signora Roda, Rodilos, alla signora Rodilos, unitamente con la sua rispettiva famiglia. Signora Rodilos, questo brano lo dedico a lei, unitamente a tutta la sua rispettiva famiglia. Va bene? Le auguro una buona serata e le auguro un buon ascolto. Non suona fisarmonica si sente, ma non sa se sì, non sto suonando, o forse sta suonando veramente. Non suona fisarmonica si sente, Amario Bene. Amare somma se come dai, non te ne cile, st'amore nostro non te ne rimane. Amario cuore, pa' chi non sa che l'ha da fa, si ha da terramma per te o sa da fermare. Amario Bene, Amario Bene, Amario Bene, Amario Bene. Che dolcezza. Sto vicanire non fornisce mai, e pure solo passa e se ne fugge, ma tu stai là tu rosa per che dai stelle, caramella, tu chi agni su da sì, nessuno guarda, e strilla sulla sì, nessuno sente, ma non è acqua, sangue, rinde e vene, caramella, caramella, sì l'amore con l'aria da morte, e tu sai, sì rimane soltanto speranza, e tu sai, non lo fa aspettare fine di mare, assegnami in di braccia per stasera, caramella, 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 e questa era, diciamo, la famosa Carmela. E niente, dimmi Gianni. Allora,
Queste canzoni, quando vengono cantate, no? Chiedo scusa, abbiamo un'altra e poi chiudiamo, vero? Sì, Con l'orario, perché giustamente il perché palinsesto è questo. siamo arrivati all'ora di programmazione abbondante, quindi ciò che viene concesso per il giusto e il merito Certo, che certo. noi dobbiamo attenerci. Allora, la domanda semplice, con una risposta semplice, ovviamente qualcuno la può rendere inutile, però io la faccio lo stesso. La verve è il sentimento che metti quando interpreti un brano. Lo senti, cerchi di fartelo più tuo o più pensando al grande artista che per la prima volta l'ha interpretato? Ah, che bella domanda. Questo è importante sapere. Niente, io devo provare emozione. Quando canta, se non provo emozione, se non ho emozione, non riesco a interpretare la canzone. E poiché quanto una canzone è bella, che io vado a studiarmi prima il testo e poi la melodia, me l'ascolto e mi entra, e io come rappresentante riesco a trasmetterla, è normale che io devo sentire qualcosa sulla pelle, una mia emozione, perché se non provo emozione non riesco a cantare. Quindi quella canzone me la faccio tutta mia, tutta dentro con la mia anima, certamente elogiando agli autori, ai musicisti e chi l'ha cantata. Però quella canzone cerca di farla con tutta l'anima, con tutto il mio modesto saper cantare. Allora, E tutto è all'ottavo sopra e nel giusto cantare. Dolcemente io sento che quella canzone mi appartiene al mio stato d'anima e di far capire al pubblico il vero sentimento dell'arte e della passione dell'amore. io vorrei chiudere con un'altra artista, facendone donna a un'altra artista con il brano. Il caffè lo prendiamo dopo? La tazza di caffè la prendiamo La dopo? tazza di caffè la possiamo prendere pure dopo, però facciamo un assaggino, se vuoi, di Ete Perdutamento, per ricordare un poco. Solo un assaggino piccolino piccolino? Va bene, sono Abbiamo delle anche- belle canzoni di cui andiamole a ricordare. Sì, Sì, ricordami- va bene Gianni, ok. D'accordo. Noi siamo qui per ricordare tutti i grandi successi della nostra Napoli, canzone che di festival. Se l'occhio da gente guardassero a te solamente, e innanzi dormisse con te senza scuola. E tu, dimmi tu, tutte queste cose tu sai, dimmi che fai, che saria senza te non sia mai. Perdutamente sto cuore mio ora è momento corrado te aiutami amore mio perdutamente io campo e muore su per te. Madonna che bene, mani mi metti in difesa quando ti abbraccio e mi ti nasconde sta faccia. E tu, dimmi tu, quando speranza mi dai, dimmi che fai.
si non pensa più a me, non sia mai perdutamente sto cuore mio. Ora è il momento, corrado te, aiutami, amore mio, perdutamente, io cambio e muore solo per te. Vogliamo chiudere così? Facciamo solo, vieni, facciamo una cosa qui insieme tutti quanti. Ah, ma ce l'ha con me lei? Sì, sì. Sì, chiudiamo con... Io stavo facendo la camera, Solo lì lo facciamo. ecco qua, ricordiamo sempre che stiamo su Radio SMAP. Ma io ho pure la mia diretta, capito? Persone, saluta la mia diretta. Ciao, 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 ciao a tutti. Saluta la mia diretta. Ciao carissimi! Saluto a tutti! Sulla piattaforma noi stiamo. Amici Di Radio SMAP. Di Radio SMAP. Allora, vai. Sulla fantasmatica. Oi vita mia, Oi cuore e chi su cuore ci state, o prima ora, o prima e l'ultima sarà a me. Oi vita mia, oi cuore e chi su cuore ci state, o prima amore e o prima e l'ultima sarà. Grazie da parte degli amici del mio profilo, grazie ancora a Radio SMAV. Ci sentiamo dopo. A voi. Un abbraccio a tutti! Allora, Tutti. anche da parte mia una buona serata e un buon proseguimento con Radio SMAP. Ringrazio l'amico Gianni che mi ha sopportato, ringrazio il padron di casa Cleo. Il maestro che mi ha sopportato e supportato. No, aspetta, devo andare un'altra volta in diretta io. Qua l'unica persona Che ha sopportato sopportato dire adesso? a tutte e tre. Quelle sono state. Fatti scendere pure la voce. Grazie. Vedi? Quando le cose non sono quelle giuste da dire. Ma chi te l'ha detto a te? Ah, fammi No, salutare, ciao. si è emozionato, talmente che è stata bella la cosa, no? Sì, Che è stata una bella trasmissione, ma proprio che si è una emozionato se ci saluta. Sì. Bene. Specialmente quando vedo voi due, a me se ne scende la voce. Siete grandi, Non so siete se- grandi. se è una Grazie, cosa- grazie, Anna, troppo. Mi sa che è una Che cagniamo mestiere, mi sa. pseudoterapia. Va bene, e allora un buonasera a tutti con un arrivederci alla prossima. Vi voglio bene, un bacione, vi porto tutto nel mio cuore. Grazie. Buonasera. Trasmette Napoli le sue canzoni, le sue passioni, e il trillo magico dei mandolini mi giunge al cuore. Un sogno torna più s'avvicina, tu smonti e balli piani dammi a me. Stasera Napoli mi fa commuovere con la sua musica. Stasera in estasi torno a Posillipo sul mar che luccica. Dagli occhi lucidi spunta una lacrima più malinconica che torna